calcia anche Birardi, la palla verso l'area di rigore, colpo di testa di Mirabelli, poi altro colpo di testa, cerca di favorire, poi Birardi che si coordina per il tiro, blocca Dolenti, ma questo era un gran tiro da parte dell'ex Athletic. Tanta pioggia, finalmente ci voleva un po' di sole in questo inizio di primavera, ma intanto attenzione a Russo che entra in area, Russo governa il pallone, lo mette in mezzo, Zerbo di testa, palla sopra la traversa, ancora Parmonval però, palla questa, Pane torna indietro, serve Cracchiolo, Cracchiolo col cross, arriva in area, Osvaldo l'appoggio, chiuso poi Di Romana col tiro, la palla bloccata da Tarantino, bella azione del Camarat. Converge il numero 8 che adesso ha spazio, Bonello prova ad andare in area di rigore dove c'è Torres, la palla sguscia via, non la tocca nessuno, allora Torres la deve rigiocare, prende il centro, calcia Torres, Dolenti, in due tempi la blocca, va a lungo, il velo di Osvaldo per Pierce che cerca di andarsi a riprendere la palla, serve Guadalupo, palla d'esterno di prima a cercare Osvaldo, sul fondo, la più nitida palla gol della partita, sul mancino di Facundo Osvaldo. Con Totò Rappa, con questa apertura d'esterno a destra per Torres, qualche problema nel controllo, palla messa in mezzo, c'è il colpo di testa! Bonello dalle retrovie, non visto dai difensori del Camarat. Quinto minuto e 20 secondi nel secondo tempo, avanti la squadra di Vittorietti, 1-0. Torres riceve da Correa che ha lavorato bene, spalla alla porta, Torres blocca Dolenti senza grossi problemi, palla verticale, attenzione alla corsa sulla destra proprio da parte di Guerrero che mette in mezzo, la palla deviata, calcio d'angolo, brivido per la difesa della Parmonval, corta per Guerrero, il cross di Mancina, pallone che rimane in area, Terramiano, poi conclusione di Mirabelli, il salvataggio in tuffo di Tarantino, angolo Camarat, battere il sesto corner per il Camarat, va Pane, dentro, non c'è nessuno a raccogliere Osvaldo dall'altra parte, Osvaldo, tiro cross che sorvola la traversa, 13 blu e non 11, calcio di punizione comunque, Pane, scodella questa palla, in mezzo non arriva nessuno. Cracchiolo, Marchica la perde contro Torres che ancora una volta è decisivo, palla messa fuori, finisce qui, vince la Parmonval con merito contro il Camarat.